15 anni salvato dall'arresto cardiaco dopo l'allenamento sulla pista di atletica dal suo presidente, che è anche operatore del SUEM 118, lo ha soccorso con il defibrillatore. 'Ndrangheta in Veneto, un trevigiano indagato, 2 imprenditori della Marca vittime del clan calabrese, l'appello di Vendemiano Sartori: imprenditori non vergognatevi, denunciate. Ai poliziotti ha detto che la sua piantagione di marijuana era light, cioè quella consentita dalla legge, ma le analisi hanno dato esito diverso, chiesto l'arresto per un trevigiano. La vicenda di Los Roques: è scomparso da mesi l'uomo che aveva rintracciato il relitto sull'aereo dove viaggiava la famiglia Durante, l'appello dei familiari al Presidente del Senato Casellati. Aumenta l'incidenza di tumori alla mammelle, si abbassa l'età media delle pazienti, si guarisce sempre di più, ma la prevenzione è tutto, l'appello della Lilt. Un libro che ripercorre la straordinaria storia dell'ultimo mulo alpino iroso morto a 40 anni, è quello scritto da un componente del coro ANA di Oderzo. Le Fiere di San Luca, luogo per riaccendere la memoria dei malati di Alzheimer, luci, suoni e profumi per recuperare qualche ricordo perduto dalla malattia che cancella la memoria. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli in apertura, quindi la cronaca: un ragazzo di 15 anni salvato sulla pista di atletica dal suo presidente, che è anche operatore del SUEM 118. L'episodio accaduto ieri pomeriggio a Treviso conferma l'importanza della diffusione dei defibrillatori. E qua sopra in età coronarica è seguito, ma sta bene, ha ripreso conoscenza da subito, già nei primi momenti dopo l'accaduto. Lui, il giovane di cui si parla, è il 15enne salvato dal presidente della società per cui corre, la Treviso Atletica, all'impianto di via Medaglie d'Oro. Fortuna vuole che Rolando Zuccon sia un autista soccorritore del SUEM 118 da quasi 40 anni. Questo ragazzo stava facendo un'attività post allenamento molto tranquilla con un amico e si è accasciato al suolo. Sono stato interpellato perché mi trovavo a una certa distanza anche dal ragazzo, sono andato in loco, ho visto che la situazione era difficile, aveva perso conoscenza e quindi ho fatto la manovra di rianimazione cardiopolmonare all'istante. Ho chiesto che qualcuno chiamasse il 118 dicendo che mi trovavo in loco e che mi portassero il defibrillatore. Poi il resto è stato applicato, il ragazzo si è ripreso qualche secondo dopo. Tutto è avvenuto in pochi concitati attimi, in cui però non si è perso tempo. Penso che dal momento in cui è caduto al momento in cui è stato applicato il defibrillatore siano passati 2 minuti esatti, forse leggermente di più. Corsi di rianimazione, diffusioni dei defibrillatori non solo nelle strutture e negli edifici pubblici, ma anche per strada. Solo nel capoluogo il comune ne ha installati 12. Sono condizioni che hanno aumentato considerevolmente i salvataggi in caso di arresto. Le manovre cardiopolmonari, quindi in sostanza il massaggio cardiaco, può essere fatto da qualsiasi persona. L'utilizzo del defibrillatore, e anche questo è molto importante, può essere effettuato da qualsiasi persona, anche se non ha mai visto un defibrillatore prima. Chiunque sia presente in una situazione di arresto cardiaco improvviso può davvero salvare una vita. Ed ora torniamo a parlare dell''ndrangheta in Veneto. Emergono nuovi particolari dal filone dell'inchiesta condotta dalla Procura di Venezia, con nomi e cognomi di 2 imprenditori trevigiani vittime del clan dei Calabresi ed un terzo trevigiano risultato indagato. Scopriamo chi sono nel prossimo servizio. 3 nuovi nomi sono quelli di altrettanti trevigiani coinvolti nell'inchiesta della Procura di Venezia sull''ndrangheta nel territorio e legata a un ampio giro di usure ed estorsioni in varie province del Veneto. Tra gli indagati spicca anche Antonio Gnesotto, 53enne di Villorba, fidato collaboratore di un altro Antonio che di cognome fa Mangone, 54 anni, calabrese. Quest'ultimo arrestato nelle scorse ore perché legato ai fratelli Sergio e Michele Bolognino, a loro volta esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, in provincia di Crotone. Era lui lo snodo di violenze, ricatti, minacce e intimidazioni ai danni di tanti imprenditori veneti, tra cui Stefano Venturin e la compagna Maria Giovanna Santolini.
entrambi originari di Treviso. L'inchiesta è nata proprio in seguito al loro pestaggio avvenuto nell'aprile 2013. I due, titolari dell'AGS Scaffalatori di Galliera Veneta, avevano subito diverse minacce, anche di morte, da parte di Mangone, ora accusato di usura e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nella terra delle partite IVA l'accorato appello anche del numero 1 degli artigiani trevigiani contro la criminalità organizzata calabrese. Oggi l'economia non è più quella di un tempo. Ci possono essere delle situazioni non derivanti dalla propria volontà, perché sia un fornitore che non mi paga, una contestazione, una ditta che fallisce e quant'altro, e quindi possono avere delle difficoltà indotte, non vergognarsi e metterle sul tavolo con dovuta discrezione, perché ci possono essere degli strumenti di aiuto, e capire anche qualche volta come accompagnare magari l'impresa non solo a rinascere, ma anche qualche volta anche a chiudere prima di mettere in difficoltà non solo l'impresa stessa, ma anche la vita della famiglia. Diceva di coltivare la cosiddetta marijuana light, ma i poliziotti hanno, è il caso di dirlo, nasato la verità. A Gagliarine gli alberi di marijuana erano più di 100 e alti oltre 2 metri. A improvvisarsi agricoltore un ex camionista 52enne del posto che da 2 anni aveva intrapreso la redditizia attività nei campi dietro casa. Ai poliziotti che gli hanno chiesto conto di quegli inconfondibili effluvi ha detto che era tutto in regola e che si trattava della cosiddetta marijuana light, cioè la cannabis con il basso THC previsto per legge, ovvero con un principio attivo compreso da 0,2 e 0,6. Ad un primo controllo il proprietario dell'abitazione ha sostenuto trattarsi di piante del tipo Canapa sativa. I successivi accertamenti invece hanno rivelato che l'uomo aveva intrapreso una vera e propria attività industriale. 25 kg già essiccati e sequestrati e pronti per essere venduti in confezione di plastica da 5 kg ciascuno, oltre agli alberi abbattuti e altre dosi trovate in questo calderone che serviva a triturare il prodotto da commercializzare, che non si esclude venisse pure venduto anche nei regolamentari negozi specializzati nella vendita dei prodotti a base di cannabis, entro però i limiti di legge. Nuovo sconcertante capitolo nella vicenda di Los Roques, l'uomo che aveva rintracciato il relitto dell'aereo sul quale viaggiava la famiglia Durante è scomparso da circa 6 mesi e un nuovo forte appello arriva dai familiari, in particolare alla Presidente del Senato Casellati. Venezuela che è quello che è, ma gli italiani non sono milioni. Un recupero diventato un'odissea, un estenuante rimpallo tra autorità italiane e venezuelane. Le salme della famiglia Durante, di Paolo Brune e delle piccole Emma e Sofia non sono ancora state riconsegnate alla pietà dei loro familiari, tutto fermo da tanto, troppo tempo, ed è qui che il nonno materno, Romolo Guernieri, fa nomi e cognomi come quello della Presidente del Senato. E anche la Casellati, un'altra che l'ho incontrata l'anno scorso, gli ho mandato, sì mi mandi tutto, l'anno scorso alle feste, di Natale, non si è più fatta via. L'ennesimo appello arriva nelle ore in cui si discute della scomparsa di Ugo Marino, mentre dell'operazione di ricerca del velivolo sul quale viaggiava la famiglia di Ponzano. Era il 4 gennaio 2008, il ritrovamento 5 anni dopo l'inabissamento. Ora Marino non si trova, di lui da almeno 6 mesi si sono perse letteralmente le tracce. Diciamo che per noi con molto tempo ha portato a termine l'impegno per l'individuazione dell'aereo. Poi si era interessato molto anche per il recupero, quel tempo là se non c'era attraverso lui non si sarebbe potuto fare niente. Nonostante siano passati quasi 12 anni e tanta amarezza, nonno Romolo confida nel tempo. Il tempo è la cosa più onesta che c'è. È cattivo, però è onesto. Sicuramente più onesto dei nostri governanti. Voltiamo pagina, aumenta l'incidenza di tumori alla mammella e si abbassa l'età media delle pazienti. La buona notizia è che si guarisce di più, ma la prevenzione è tutto e non basta mai. Oggi l'appello della LILT. Tutte le settimane io incontro donne che mi parlano dei loro bambini. Non è facile.
Difficile anche per un medico rimanere indifferente di fronte al dramma personale e familiare di molte donne. Sono 830 i nuovi casi registrati ogni anno a Treviso di tumore alla mammella, un terzo dei tumori femminili, e la tendenza è preoccupante. Quello che stiamo registrando, oltre a un lentissimo lieve aumento di incidenza di questi tumori, è che si sta abbassando un po' anche l'età che colpisce queste donne, perché anche tra i 40 e i 50 anni assistiamo a un piccolo aumento di incidenza di tumore mammario. Da qui la necessità di prevenire il tumore anche in quella fascia di età non compresa dallo screening obbligatorio, che in Veneto è dai 50 anni in su. Ma la sfida vera è trovarlo presto. Questo è ancora più importante nelle donne giovani. E la prevenzione si fa anche con iniziative mirate come un progetto di cucina didattica antitumore, e a novembre prenderà il via Caffè Coraggio, un luogo dove chi ce l'ha fatta aiuterà le donne che stanno ancora lottando. Michela la sua guerra l'ha vinta. Io ho 3 figli, la mia diagnosi è stata fatta 2 anni fa, il mio primo pensiero è andato a loro, però mi ricordo benissimo che proprio quel giorno il dottore mi disse che in quel momento non dovevo pensare a loro, ma dovevo concentrare la forza su di me. Parte la sperimentazione rivolta agli ambulanti per uniformare attrezzature e colori di banchetti e gazebo, già in parte fortemente condivisa da molti commercianti. Il documento approvato dalla Giunta metterà nero su bianco le regole da applicare. Per il comune di Treviso il decoro inizia anche uniformando le strutture e i colori di banchetti, bancherelle, casette e gazebo. L'idea, fortemente voluta dal vice sindaco e assessore alle attività produttive Andrea De Checchi, è stata approvata dalla giunta comunale. Dalle prossime feste natalizie partirà la sperimentazione. Chi vorrà stazionare dovrà rispettare le nuove regole. In questo modo tutte le tende saranno solo di 2 colori. Stessa cosa per i fiocchi e i nastri nelle casette di legno, solo di rosso, oro e verde scuro. Quindi per i gazebi i colori sono bianchi e le cru. Per le bancarelle e le casette natalizie devono essere in legno e addobbate con stile natalizio o con lo stile del periodo in cui vengono a rappresentare o a vendere qualcosa in città di Treviso. I commercianti sono contenti? I commercianti, io mi auguro che siano contenti, perché nella riqualificazione complessiva della città è importante mantenere un certo decoro. Come è importante che tutti coloro che vengono temporaneamente a vendere o a proporre a qualcosa da Treviso non lo facciano in concorrenza col nostro commercio, quindi sia bancarelle sia mercatini, ma rispettando la tipicità dei nostri negozianti e dei nostri commercianti. Vedremo in futuro come gli ambulanti prenderanno l'iniziativa. Nessun allarme comunque per gli operatori che hanno necessità particolari, aggiunge De Checchi. Le eventuali esigenze verranno valutate interpellando l'amministrazione. Un libro che ripercorre la straordinaria storia dell'ultimo mulo alpino iroso, morto a 40 anni, è quello scritto da un componente del coro ANA di Oderzo. Il coro ANA di Oderzo pubblica questo libro sul mulo iroso perché è una storia unica e irripetibile. Dopo la canzone dedicata a Iroso, l'ultimo mulo alpino morto alla straordinaria età di 40 anni, il coro ANA di Oderzo firma, grazie alle ricerche e alla penna di uno dei suoi componenti, Vinicio Cesana, un libro che ripercorre la storia di questo animale simbolo e dell'ultima sezione Salmeria d'Italia. Il libro si basa in gran parte sulle testimonianze dei protagonisti. Innanzitutto Tony De Luca, un personaggio eccezionale anche per la sua bontà d'animo, che è il protagonista di questi muli, che ha, oltre poi l'uso vero e proprio che ne ha fatto per la sua attività boschiva, ma per anni e anni in pratica li ha messi a disposizione di tutte le sezioni alpine d'Italia e di tutte le adunate. E poi il sottotenente Federico Nocentini, comandante dell'ultima Salmeria, e il veterinario di Iroso, il vicentino Paolo Bogoni, una storia che sembra non concludersi, visto che la nuova compagna, la mula Winnie, ha dato alla luce, poco dopo la morte di Iroso, un asinello che non è figlio del mulo alpino, ma porta proprio il suo nome. Sabato in Duomo a Oderzo la presentazione del libro. I presenti riceveranno in dono un'incisione di Iroso su legno, dischi di faggio ricavati con alberi abbattuti dalla tempesta Vaia. Siamo molto sensibili chiaramente alle storie di montagna, alla gente di montagna. Allora la storia di Iroso, che anche lui ha vissuto in montagna, ha lavorato in montagna
e in questa occasione proprio vogliamo omaggiare e ricordare anche questo avvenimento. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio ed ora andiamo a Castelfranco, dove continua il dibattito per una dedica a Tina Anselmi. Al momento le proposte sarebbero di cambiare il nome ad una scuola o inaugurare una nuova via. Di questo e non solo si occuperà la puntata di 40 in onda domani in prima serata su Antenna 3. Diciamo lo saremo in futuro, perché è un'azienda che è inserita nel mercato in modo positivo. Era il 1987 e Tina Anselmi non era già più il primo ministro donna della Repubblica Italiana e soprattutto titolare del lavoro e della previdenza sociale, ma si dimostrava positiva per un'impresa che da lì a poco avrebbe chiuso definitivamente i portoni del grande complesso di Caerano. Tina Anselmi, ministro ma anche presidente della commissione che ha cercato di fare luce sulla massoneria e i rapporti oscuri con lo Stato. Tina Anselmi, soprattutto staffetta partigiana e esponente politico negli anni del massimo consenso della Democrazia Cristiana nella regione e nella provincia, bianca per definizione. Oggi a Castelfranco si discute come ricordare questa personalità veneta e trevigiana e di questo discuteremo in avvio della nuova puntata di 40 in onda dalle 21:15 come ogni venerdì sera su Antenna 3. Le nostre campagne sono soggette giorno dopo giorno al pericolo devastante prodotto da una certa leggerezza nel considerare che sia inquinamento che incuria ambientale trovano un numero di alleati sempre più consistente. Agricoltura e pesticidi in un servizio di oltre 30 anni fa, dimostrazione che il dibattito di questi giorni con il paventato referendum conegliano è argomento che si trascina da tempo. Di questo, ma anche di dazi e prodotti della terra, chiederemo conto a Lorenzo Bruniera, allevatore, viticoltore e volto della latteria di Soligo. Accanto a questi temi affiancheremo un po' di leggerezza con immagini delle fiere di San Luca degli anni '80, con tanti giovani di ieri che oggi le frequentano da genitori. Con Corrado Carpentieri analizzeremo come ci si divertiva un tempo e come lo fanno i giovani d'oggi, più propensi alla virtualità che all'emozione delle attrazioni. E a proposito di questo ci sarà anche un fuori onda davvero unico, con un Tino Giacomini impossibilitato ad esercitare il mestiere di giornalista. Tino, come va? Malissimo! E domani le fiere di San Luca diventeranno anche un luogo per sperimentare una sorta di terapia per l'Alzheimer dopo il successo del circo montato per le giornate mondiali sull'Alzheimer a Sant'Antemio. I responsabili dell'ISRA hanno pensato di applicare la terapia sensoriale utilizzando le luci, i suoni e i profumi delle fiere di San Luca, così domani pomeriggio un gruppetto di malati con i loro accompagnatori, ma anche il presidente Luigi Caldato e il direttore Giorgio Pavan saranno accolti dai gestori per una passeggiata e magari anche qualche giro tra le giostre con lo scopo non solo di divertirsi ma anche riaccendere qualche ricordo perduto dalla malattia che cancella la memoria. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Dramma sulla rotabile di Agre, in comune di Sedico, scarica di sassi, colpisce un trattore e muore noto imprenditore padovano di 62 anni. La tragedia si è consumata attorno alle 19 di mercoledì. Siamo ad Agre, un fondo di rimpettaio delle località La Muda e La Stanga di Sedico. Tiziano Faccia, 62 anni, noto imprenditore padovano, è morto qui colpito da una scarica di sassi precipitati dalla cima del versante che costeggia la rotabile. Questa è la passerella d'uso pedonale che sicuramente ieri sera i soccorritori hanno utilizzato per raggiungere agevolmente il trattore su cui viaggiava Tiziano Faccia. A bordo c'è ancora il suo carro miscelatore che doveva essere consegnato nell'azienda agricola di Patrick Calonego. Qui vedete ancora il trattore e c'è anche un telo a coprire, noi immaginiamo, quello che resta della scarica di sassi che hanno fatalmente colpito l'imprenditore padovano. Tiziano Faccia era arrivato nel tardo pomeriggio per consegnare a Patrick Calonego, titolare dell'omonima azienda agricola, uno dei suoi carri miscelatori, un macchinario unico nel suo genere, il primo al mondo da lui brevettato nel 1980. L'imprenditore si trovava fra la cabina del trattore e il carro miscelatore, dall'altro lato il fratello di Patrick Calonego che stava conducendo il mezzo. D'improvviso l'imponderabile. Alcuni sassi si sono mossi, forse a causa del passaggio di una coppia di cervi. Uno di questi, rotolando a valle, ha dapprima colpito il macchinario e poi di rimbalzo il volto del 62enne che è caduto a terra.
I sassi invece hanno finito la loro corsa sul greto del Cordevole. La chiamata ai soccorritori è stata immediata, ma a nulla è valso l'intervento tempestivo del SUEM. I carabinieri di Sedico hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti assieme al personale dello Spisel. Sconvolto il proprietario dell'azienda Calonego, che ha chiesto rispetto per il suo dolore. Purtroppo la caduta di sassi non è una novità per la zona e la situazione è peggiorata dopo la tempesta Vaia, che ha reso, se possibile, ancor più fragili i versanti rocciosi che sovrastano da un lato e dall'altro la 203 a Gordina. Noi siamo sempre in apprensione per questi movimenti di sassi e di tempo, che poi magari se viene più pioggia, se c'è vento, c'è da aver paura, insomma. Sulla rotabile in frana, che è privata, vige il divieto di accesso. È dell'ottobre di 9 anni fa l'ordinanza dell'ente parco che ne vieta il transito veicolare, consentito al contrario sotto la propria responsabilità ai 2 proprietari dei fondi che lì hanno le rispettive aziende agricole. La magistratura potrebbe aprire nelle prossime ore un fascicolo, mentre per tutta la mattinata si sono susseguiti i sopralluoghi dei tecnici. Dopo anni di lavori, rinvii e di stop, sembra ormai certa l'apertura della nuova caserma che ospiterà il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. La consegna è prevista a fine anno, assicura il comandante Girolamo Bentivoglio. Sulla carta avrebbe dovuto essere operativa nel 2015, ma rinvii, ripartenze e stop improvvisi hanno procrastinato di anno in anno il termine dei lavori e l'inizio del trasferimento di uomini e mezzi. Ma ormai il traguardo è vicino e la nuova casa dei pompieri all'ex Torigo è addirittura d'arrivo. E c'è un impegno contrattuale, nonché anche in qualche modo, chiamiamolo anche umano, insomma, di consegnare la nuova sede centrale dei Vigili del Fuoco entro dicembre di questo anno. Un intervento da 10 milioni di euro complessivi, a cui si sommano i quasi 4 milioni e mezzo che Veneto Strada ha utilizzato per la realizzazione del sovrappasso ferroviario di via Marisiga, inaugurato 2 anni fa e che era condizio sine qua non per l'operatività del nuovo comando dei Vigili del Fuoco, le cui sedi per obbligo di legge non possono trovarsi vicino a un passaggio a livello. La settimana scorsa gli ultimi incontri tecnici. È chiaro che poi ci sono tutte le procedure amministrative di collaudo, quindi praticamente di ultimazione degli arredi e di quant'altro necessario. Io sono ottimista, entro marzo del prossimo anno noi saremo dentro, noi avremo quella casa che i Vigili del Fuoco di Belluno si meritano. La nuova sede del comando provinciale sarà un gioiello sia in termini logistici che didattici per la formazione del personale, con un'area speciale chiamata Campo Macerie, la terza in Italia, utile per la pratica delle tecniche di soccorso a persone intrappolate in ambiente ostile. Intanto, nell'attesa del semaforo verde, nella aiuola spartitraffico tra via Coldarenne e via Prade è stato posato un monumento dedicato ai pompieri, realizzato dal vigile in servizio Dario Righesse. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio: Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega, Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno annuvolamenti e anche qualche pioggia. Vediamo dove nel dettaglio di venerdì 18 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto al mattino, tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle vallate alpine. Dal pomeriggio più sole sulle aree costiere ma cielo spesso nuvoloso altrove. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo anche qui sarà spesso coperto con occasionali fenomeni sui settori montuosi, in estensione anche alle pianure entro sera. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 19 e i 20 gradi. E sarà più soleggiato sul Trentino Alto Adige, dove il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.